Ci troviamo dopo 450 giorni ancora con un problema. Non abbiamo una data certa. Durante il flash mob organizzato dai professionisti del wedding regionale Venezia sabato scorso era stato indicato oggi come scadenza per avere risposte chiare dal governo circa il protocollo presentato dalle regioni che riguarda lo svolgimento delle cerimonie. Mario Draghi risponde chiedendo ancora pazienza. Stiamo aspettando la cabina di regia che sarà attuata il 17 maggio, lunedì, è stata posticipata, abbiamo bisogno di ripartire, sono 14 mesi che non lavoriamo, il mondo del wedding è stato colpito. Gli aiuti economici non ci sono e abbiamo bisogno di aiutare le nostre spose, tutti i nostri sposi, ad organizzare il matrimonio. Organizzare un matrimonio vuol dire organizzarlo per tempo, avere delle date certe e quindi sapere esattamente quando si può ripartire in totale sicurezza. Stiamo ancora aspettando, tutti i matrimoni di maggio e di giugno organizzati da più di un anno stanno aspettando di poter sapere se effettivamente possono festeggiare il loro matrimonio. Riaperture in sicurezza, turismo e matrimoni saranno i temi trattati nella prossima cabina di regia. Draghi ha assicurato la propria vicinanza agli sposi e agli operatori del settore, ma ritiene la socialità durante le cerimonie ancora un rischio da attenzionare. Nel decreto sostegni sono stati stanziati 200 milioni per l'anno scorso. Il Premier ha assicurato un ulteriore indennizzo nel prossimo decreto. Lunedì c'è anche l'incontro a Vicenza col prefetto e il ministro Stefani, al quale mostreremo, delucideremo le nostre problematiche.